15ª giornata del campionato di basket di Serie B, è l'anticipo, per essere precisi, della 15ª giornata tra la Roma Gas Empower, Eurobasket Roma e le Oasi di Cufra. Virtus Basket Fondi, la più cordiale buonasera da parte di David Bitro in questo turno, e a questo punto, visto l'anticipo infrasettimanale e a ridosso proprio del Natale, siamo al 23 dicembre ore 18, ne approfittiamo naturalmente per gli auguri di buon Natale, anche se molti che seguiranno questa gara già sarà trascorso il Natale, perciò buoni Natale, buone feste da parte di David Bittolo. Il saluto all'amico Giorgio di Fanner News e fannernews.it, giornata anche del Teddy Bertosta, questa bellissima iniziativa, al primo canestro di una delle due squadre su azione ci sarà il lancio degli orsacchiotti di peluche che verranno poi donati domani a una casa famiglia qui a Roma, giustamente per i bambini meno fortunati. Intanto sì, qualche problema al tabellone, vediamo un po' se verrà ripristinato. Nel frattempo andiamo a dare il roster delle due squadre nel frattempo per la Eurobasket, per la Roma Gas Empower Eurobasket Roma, con numero 0 Filippo Belloni, numero 4 Marcelo Dippe, con numero 5 il capitano Giulio Casale, con numero 6 Eugenio Fanti, con numero 8 Nicola Stanic, con numero 9 Alex Righetti, con numero 11 Gabriele Romeo, con numero 16 Valerio Staffieri, con numero 18 Daniele Tomasello, col numero 20 Duilio Birindelli, e poi questo è il roster della formazione della Roma Gas Empower. Per quanto riguarda Fondi, ricordiamo a 4 punti in classifica, mentre 24 per la Roma Gas. Per Fondi diciamo con numero 4 Faiola, con numero 7 Romano, con numero 9 Testa, con numero 10 Joel Myers, il figlio di Carton Myers, con numero 11 Alessandro Fontana, con numero 12 Antonello Lilliu. Tanto possesso per Fondi, con numero 14 Igor Biordi, con numero 20 Orlando Di Marzo, con numero 21 Davide Di Manno, con numero 23 Angelo Luzza. Coach di Fondi Massimo Macaro, assistenti Luciano Borelli. Ricordiamo per la Roma Gas Empower naturalmente Davide Bonora e allenatore, assistenti Maurizio Pasquinelli e Damiano Pilot. Dopo l'errore di Fondi poi andremo a dare i quintetti. Seguiamo questa azione della Roma Gas con Stanic lato sinistro, fuori per Valerio Staffieri. Fanti gioca da inizio anche Duilio Birindelli, posizione numero 4 Duilio va in avvicinamento a canestro, va a segno il lancio dei peluche, degli orsacchiotti di peluche, il Teddy Bertos sul canestro di Duilio Birindelli. Bellissima questa iniziativa. Andiamo a dare anche a questo punto gli arbitri. Sono i signori arbitri Picchi di Ferentino e la signora Bellamio di Latina. Questi sono i due gli arbitri, cioè Picchi e Bellamio. Gli applausi del pubblico di questa bellissima iniziativa del Teddy Bertos. Ancora un altro peluche lanciato, ma adesso bisogna giocare, però adesso non si lanciano più peluche. 9:33 dalla fine del primo quarto. Sul canestro di Birindelli la pausa per il lancio degli orsacchiotti di peluche di il manifestazione Teddy Bertos, che saranno donati, ricordo, domani in associazione qui di Roma, qui al Trullo. Romano in penetrazione, a segno Giuseppe Romano. Stanic, il raddoppio su di lui, Stanic per Duilio Birindelli, bene scarica per Fanti, sotto per Marcelo Dip, forse poteva andare prima ad appoggiare Marcelo, comunque poi sul passo di incrocio voleva avvicinarsi ancora di più al canestro, va a subire fallo Marcelo Dippe. Il Pampa 9:06 in lunetta per 2 tiri liberi. Ricordiamo Roma Gas
prima in classifica dopo 13 incontri. L'anticipo, ricordiamo, di questa 15ª giornata, che quasi tutte le squadre giocheranno nel weekend tra il 2 e 3 di gennaio, mentre la 15ª giornata da Roma Gas la giocherà in posticipo domenica 10 gennaio a casa della Luis. L'1-2 di Marcelo Dip, 3-2 per la Roma Gas. Andiamo a dare a questo punto il quintetto di Fondi tra poco, ma c'è un contropiede con Fanti, palla recuperata dentro per Marcelo Dip, rovesciato d'errore di Dip. Quando ci sarà un attimo di pausa andremo a dare il quintetto anche per Fondi. Stanic va a subire fallo dal numero 21 Di Manno, Biordi, Romano. Adesso andremo a dare anche gli altri due elementi del quintetto. Joel Myers, figlio di Carton Myers. Sento la penetrazione con canestro di Nicolas Stanic a segno, e poi Liliu anche in campo, l'esperto Liliu. Il canestro di Nicolas Stanic riporta le due squadre in parità, 5-5. 5-5. Un canestro e fallo, tiro libero supplementare a segno. Completa il gioco da 3 punti Nicolas Stanic, un gran bel canestro in precedenza, naturalmente un canestro da highlights, quello di Nicolas Stanic in penetrazione fino al capolinea, bravissimo. Joel Myers chiama la zona, Massimo Macaro chiama la 2-3, Staffieri, Stanic, Fanti, la finta, Perez carica Staffieri, la finta ancora di Valerio, il palleggio, arresto e tiro di Valerio, il long two di Valerio Staffieri a segno, conto sorpasso per la Roma Gas, 8-7 col canestro alla distanza. Joel Myers, palleggio, arresto e tiro a segno. Myers, palleggio, arresto e tiro dalla lunga distanza. La tripla di Myers, già 2 triple per Fondi. Birindelli sotto per Dip, attenzione alla zona di bisogna farla muovere. Birindelli vuole andare fino in fondo, va a subire fallo Duilio Birindelli, già esaurisce il bonus in questo primo quarto. La formazione di Fondi a 7-29. Comunque al prossimo fallo la Roma subito da Roma Gas, prossimo fallo commesso da Fondi, si andrà sempre in lunetta. Comunque l'azione di tiro, questo sulla penetrazione sul lato sinistro del Duilio Birindelli, che dopo una gara passata in panchina, dopo l'infortunio alla caviglia, ha corso in quella di Viterbo. Torna, ricordiamolo, in panchina con Mataroli, non è entrato, giocato dal primo minuto, sta giocando già 4 punti per Duilio Birindelli. Si torna in parità, 10-10. Myers, Liliu, Romano a segno. Romano va a segno, già 3 triple per Fondi. Ottimo inizio, 13-10. Birindelli contro ancora la zona. Stanic, avere pazienza. Perez carica Staffieri, deve prendersi il tiro da 3 punti. L'errore dall'angolo di Valerio. Myers a prendersi il tiro da lunga distanza, l'errore Romano. Ancora Liliu, l'errore dalla media distanza all'angolo, il balzo lungo di Fanti. Fallo in attacco, fiscato a Birindelli. Fallo in attacco, fiscato al gringo. Duilio Birindelli. Myers, palleggio su di lui Stanic, ottimo inizio di Joel Myers. Stanic su di lui, duello lontano dalla palla, Pino Romano su di lui Birindelli, Perez scarica dentro per il numero 14 a segno.
a segno, Igor Biordi a segno, 15-10 per Fondi. Ottimo inizio per la formazione di Mago, ribaltamento di Birindelli, fuori per Fanti, ancora dentro per Stanic, va a attaccare il pitturato Nicola Stanic, va a subire fallo. Già 15 punti segnati per Fondi, ottimo inizio con ben 3 triple realizzate, ma già ha commesso 5 falli, già ha ampiamente esaurito il bravo bonus in questo primo quarto, ma anche in questo caso era comunque azione di tiro per Nicola Stanic. Realizza il primo Nicolas. Stanic, secondo tiro libero a segno per il professore, 12-15. Myers lo aspetta Di Manno, ma non viene servito ancora Myers, si allarga anche Lillio dalla parte opposta, ribaltamento per Pino Romano, corto il tiro dalla lunga distanza, il rimbalzo di Deep, l'apertura per Fanti, da questi per Stanic, si va dentro in post, meglio si avvicina Birindelli, sotto per Di Marcello Deep che va a appoggiare sotto il tabellone, va a appoggiare facilmente per il -1. Romano in palleggio per via perimetrale, Biordi, Lilliu, palleggio e per scarica per Biordi, gran canestro di Biordi sullo scarico di Lilliu. Fondi, veramente grande inizio per Fondi, ritmi veramente importanti per la formazione pontina. Birindelli dentro per Marcello Deep, non ha problemi sul taglio Deep, appoggiare il tabellone, ottimo inizio di Deep anche per Duilio Birindelli, sia in fase di realizzazione sia in fase di assist man. Biordi da 3 punti e l'assegno la mette, quarta tripla per Fondi, grande inizio per i pontini. Stanic messo in ritmo da 3 punti, l'errore Deep, va a guadagnare il rimbalzone ancora Deep e poi Romano si rimane sul 20-16 per Fondi. Myers sul blocco di Romano, Myers vuole attaccare il pitturato, 4-21, 4-21, secondo fallo di squadra per la Roma Gas, punteggio direi abbastanza alto fin qui, abbiamo superato la metà di questo primo quarto, 20-16 per Fondi. E ancora a segno dall'angolo la formazione di Latina di Fondi con Biordi, ancora zona, Fanti nel pitturato per Birindelli, dentro per Deep, attacca bene la zona la Roma Gas che era sotto di 6 lunghezze, ora di 4 lunghezze, 18-22, sicuramente ben in attacco, ma grande Fondi avendo grandi percentuali ma grandi spazi, in questo caso qui a Biordi, 24-18, punteggio molto alto tutto per Fondi. Birindelli, post basso, la finta, Birindelli, il passo a tiro corto, il rimbalzo alla fine, Fanti dentro per Deep a segno sulla palla recuperata di Fanti, Marcello Deep riporta punteggio alto, 20 per la Roma Gas, 24 per Fondi. Lilliu attacca Fanti, Lilliu palleggiarezza al tiro, viene sporcato Staffieri, lunga, peccato, lunga sul contropiede, lunga per Birindelli, palla fuori, 24-20. Primo time out sul 20 per la Roma Gas, 24 per l'Oasi di Cofra. Virtus Basket Fondi a 3 minuti e 10 secondi dalla fine di questo primo quarto, ci fermiamo anche noi. Squadra in campo dopo il time out, il palla penali. Myers, ancora i quintetti mi sembrano gli stessi. Ha tentato Casale, è stato il capitano Casale in campo, Fanti, Stanic
Staffieri e Dip, Ciro Dip, Fanti fino a fondo sull'assist, il layup di Eugenio Fanti. 24 per Fondi, 22 per la Roma Gas che ritorna a -2. Liliu si gira, il tiro dalla media a segno. 26 Fondi, grande inizio di Fondi. Staffieri dal lato per Casale, ancora contro la zona. Dip, il semigancio di Marcelo Dip a segno. Marcelo Dip, pochi errori da una parte e dall'altra. 26 Fondi, 24 Roma Gas. Gli attacchi che stanno avendo la meglio sulle difese, già 50 punti segnati in due tra le due squadre e non sono passati nemmeno 8 minuti. Inizio così, ad alti ritmi, ad alte percentuali tra le due squadre, non ricordavamo di averlo visto almeno in questa stagione al Palavenali. Lilio palleggia adesso il tiro dalla lunga distanza, cortissimo, non arriva nemmeno il ferro. Casale sull'airball di Liliu. Fanti, Dip, il taglio sul dai e vai con Stanic, il taglio di Stanic che va a depositare al tabellone per la parità, la nuova parità parziale di 6-0 per la Roma Gas. Pino Romano fuori per Myers, tiro da 3 punti di Myers a segno. Percentuali incredibili, 29-26. Ancora la zona. Dip, solo 3 Dip, mano sinistra, l'errore di Dip. Pallone va in e out, si rimane sul 29-26. Fanti, gran palla recuperata, parte Arsenio Lupin, ma va a pestare la riga laterale. Peccato perché la Roma Gas ha perso 2 contropiedi, una palla di Staffieri in tribuna e un'altra di Fanti che aveva recuperato, che purtroppo ha pestato la riga, potevano portare a 4 punti facili. Comunque sia, si rimane sul 29 per Fondi, 26 per la Roma Gas Empower. Eurobasket Roma, Romano si gira corto, ci sono sia Fanti che Casale. Fanti anticipa il compagno di squadra, parte Fanti, si ferma, fuori per Stanic, dentro per Dip sul taglio. Marcelo Dip a segno, Marcelo Dip. 28-29, tutte e due alle soglie dei 30 punti, ancora mancano 40 secondi. Biordi, grande, si chiude nell'area, molto bene Roma Gas. Staffieri, Fanti, Stanic per Dip, tutto solo Marcelo Dip. Quota 30 e l'ultimo possesso, gli ultimi pochi secondi saranno per la Roma Gas, non può andare avanti fino alla fine. L'oasi di Cofrafondi, 30-29, ancora 15 secondi, discrepanza di pochi secondi con il cronometro degli ultimi secondi di gara. Dip in aiuto, fuori per Biordi, va al tiro da 3 punti, Biordi corto, Staffieri ci arriva, ancora possesso per Fondi che la tira fuori. 9, non è finito, tutti già vanno già nelle rispettive panchine. Ma ancora 9 decimi, 90 centesimi. La palla per Stanic che nemmeno prova il tiro. Finisce ora il primo quarto, gradevolissimo primo quarto con grande ritmo, intensità e percentuali importanti per le due squadre. Fondi soprattutto dalla lunga distanza, mentre con Dip, Birindelli, con Fanti insomma si va sotto canestro molto per la Roma Gas, anche con i tagli, mentre 4 o 5 conclusioni da lunga distanza messe a segno per Fondi. 30 Roma Gas, 29 Oasi di Cofrafondi. A tra poco per il secondo quarto. Squadra in campo per questo secondo quarto. Per Fondi con numero 23 in campo Angelo Luzza, Liliu, Di Manno, Romano, Myers. Dall'altra parte per la Roma Gas Staffieri, Casale, Tommasello in campo, Tommasello e anche Gabriele Romeo e Stanic. Casale, l'errore sulla penetrazione, Tommasello non arriva al rimbalzo. Possesso Fondi, Di Manno,
l'errore di mano dall'angolo, rimbalzo del capitano Giulio Casale, innescare Romeo, gran palla di Casale per Romeo in velocità, terzo tempo di Romeo in layup, facile appoggiare al tabellone per il +3 Roma Gas, 32-29. Myers Di Manno da 3 punti a segno dalla lunga distanza. Che partita, 32 pari. Romeo, Staffieri, Stanic sotto per Tommasello viene stoppato. Tommasello, volevano il fallo dalla panchina della Roma Gas. Lilliu in contropiede a segno, break di 5-0 per Fondi, riporta Fondi avanti a 8:45. Ancora la zona, Tommasello spalla a canestro, Tommasello a segno, Daniele Tommasello, nuova parità a quota 34. Liliu pareggia, resta e tiro a segno delle macchine, finiva Liliu a segno, 36-34. Romeo ancora contro la zona, Staffieri, Stanic, Casale, blocco alto di Tommasello, Stanic attacca da sinistra, Stanic, Tommasello si butta a terra, palla recuperata da Fondi. Va a protestare Bonora, c'è il primo fallo fischiato per la Roma Gas in questo quarto. E c'è il fallo tecnico, fischiato a Bonora, fallo tecnico, ci sarà tiro libero, perciò 2 falli spesi. Tiro libero, per Lilliu e poi possesso. Lilliu a segno, 37-34. Vediamo gli arbitri, Picchi e Bellamio. La rimessa di Di Manno per Joel Myers, Giulio Casale sul +3 Fondi e palla in mano. Lilliu, gioco di Bolenico, aspetta Fanti, la stoppata di Eugenio, grande difesa, parte Casale e qui c'è fallo, c'è anche uno scambetto. Qui veramente doveva esserci lo T-sportivo, secondo me. Comunque sia, arrabbiato Bonora con questo caso con Picchi. Comunque Fanti, Romeo, torniamo in cronaca, Casale, blocco di Tommasello, Casale dentro, Tommasello si sgancia, poi viene servito Fanti, Tommasello, l'ultimo tocco è di Lilliu, rimessa per la Roma Gas, 7:31, ancora 8 secondi, chiama uomo Massimo Macaro, il coach di Fondi. 37 per Fondi, 34 per la Roma Gas Power, rimessa in zona attacco, cambio per la Roma Gas, esce Valerio Staffieri, rientra Duilio Birindelli, pertanto Fanti, Birindelli, Romeo, Casale e Tommasello. Questo è il quinto di Padano in questo momento. Casale esce subito, il tiro a 3 punti del capitano, l'errore Pino Romano, anticipare Birindelli al rimbalzo, Myers e Fondi va a sbagliare con Luzza, poi la palla quasi persa da Roma Gas e poi il fallo fiscato alla difesa su Tommasello.
7 minuti e 12 secondi dall'intervallo lungo. Era che bisogna avere pazienza, finora molto più complicata, non mai sottovalutare nessuno, fino a una grande partita di Fondi, 37 Fondi, 34 Roma Gas. Fondi 4 punti in classifica, 24 Roma Gas. Questo è bello di questo sport, di ogni sport, bisogna giocare le partite. Fondi finora la sta giocando molto bene. Casale 7 secondi, Fanti sotto per Tomasello, va a subire un altro fallo dalla difesa di Fondi a 7 minuti dalla fine. 7 minuti dalla fine. Hanno sbagliato, hanno messo un punto a Fondi. Hanno messo un punto a Fondi. Hanno messo un punto a Fondi. L'errore, c'è un errore forse al tavolo. Tomasello, l'errore. Era 37. Era 37. Non capisco, il tabellone ora da 38 a 34. Spiegabilmente. Tomasello comunque in lunetta. Tomasello sbaglia. Myers, Bjordi, Myers, ancora Myers dentro, Bjordi non la tiene, poi cercheremo di chiarire perché a noi risultava 37, si è arrivati poi a aggiungere sull'attacco della Roma Gas un punto a Fondi. Comunque sia, palla persa per Fondi, 38, torna a 37, si torna giustamente a 37. 37 a 34 logicamente. Casale, Fanti, ci siamo accorti dell'errore. Birindelli, palla recuperata da Fondi. Marino di violazione di passi di Giuseppe Romano. Giuseppe Romano, scusate, di Romano. Casale, Fanti in punta, esce Romeo, blocco di Birindelli, si va a chiudere la difesa schiera da Casale, vuole attaccarla, fallo in attacco. (6-0-2) ma molti dubbi su questa decisione arbitrale. Comunque sia, palla persa naturalmente, visto il fallo in attacco commesso dal capitano Giulio Casale. 6-0-2, 6 minuti ora, terzo fallo di squadra per la Roma Gas, mentre già esaurito il bonus Fondi. Lilliu, lo aspetta Romeo, Lilliu, lo step back di Lilliu, l'errore, rimbalzone, Duilio Birindelli, l'apertura per Fanti, parte velocissimo sulla corsia di sinistra per Romeo, fuori dai 3 punti, Tomasello viene braccato fallosamente secondo me, Tomasello viene... Lilliu, c'era un fallo su Tomasello non ravvisato dalla parte opposta. Fondi andrà in lunetta. Lilliu a segno, solo rete, 38 ora, adesso sì che è giusto. 38 Fondi, 39 ora, 2 su 2 per Lilliu, più 5 Fondi, sta davanti anche di 6 lunghezze. Casale, Romeo ancora con la zona, Casale si prende il tiro da 3 punti, il capitano, tripla di Giulio Casale, meno 2 Roma Gas, 39 a 37, quando siamo vicini alla metà del secondo quarto. Romano lo aspetta a Fanti, Romano per scarica per Maier, su di lui Casale, si chiude
Myers ribalta fuori per il tiro da lunga distanza di Biordi, l'errore, ottima difesa da Roma Gas. Fanti parte in contropiede, Fanti per Casale, si mette il tiro a 3 punti, Giulio, segno! Con l'aiuto del Ferro, 2 triple consecutive di Giulio Casale dal mezzo angolo destro prima e poi sul contropiede di Fanti sull'angolo destro a segno. Vantaggio Roma Gas 40-39, time out per Fondi a 4:45. Biordi prende il gioco, torniamo in cronaca dal Palavenali, la palla persa di Fondi sulla penetrazione di Biordi, si rimane sul 40 Roma Gas, 39 Fondi a 4 minuti e 36 dall'intervallo lungo da Birindelli per Casale, ancora contro la zona, la 2-3 Casale, lo accoglie Tomasello, il palleggio di Giulio, step back, fallo su Tomasello, lontano dalla palla nel pitturato, ci saranno 2 tiri liberi per Tomasello a 4:24. Cambio nelle file di Fondi, esce Myers, esce Joel Myers, ed entra il numero 11 Alessandro Fontana. Errore di Tomasello, forza Daniele, sbaglia anche il secondo. Lilliu, di lui Gabriele Romano, Lilliu, l'errore di Lilliu in penetrazione, rimbalzo di Fanti, va a innescare Romeo, le si esce di Romeo, scarica dall'angolo per Casale da 3 punti, Giulio il capitano, l'errore, Tomasello a combattere, Tomasello, possesso per Fondi, ottima iniziativa di Romeo, il penere scarica per Casale, sarebbe stata la terza tripla consecutiva per il capitano, si rimane sul 40-39. Rientra in campo Marcelo Dip, pertanto Casale, Fanti, Romeo, Birindelli, Dip per Fondi, Di Marzo, Fontana, Lilliu, Romano e Biordi. Romano sotto, viene stoppato il numero 20 Di Marzo, riparte Roma Gas, Birindelli, battuta per Fanti, extra pass dall'angolo, il tiro dalla lunga distanza, errore, il tap in volante di Fanti non va a segno, si rimane sul 40-39, Lilliu corre coast to coast, scarica ancora fuori, Romano, palleggio, arresto e tiro dalla lunga distanza, l'errore il rimbalzo di Marcelo Dip, vuole ragionare Eugenio Fanti a 3-10, pacco di Birindelli, si apre Duilio, si va il consegnato per Romeo, Duilio Birindelli, spalla a canestro in avvicinamento, Duilio va a subire fallo, Duilio Birindelli, Andrea Lunetta, 3 minuti esatti, gioco in avvicinamento di Duilio Birindelli, ottimo movimento con il piede perno a 3 minuti esatti sul 40, tanti stanno abbassando un po' i ritmi anche le percentuali, 10-10 il punteggio del secondo quarto, sono passati 7 minuti esatti, Birindelli, solo rete per il gringo, 41-39, forza Duilio, l'errore di Duilio, la palla recuperata, Romeo, sull'errore di Fondi, Romeo viene stoppato da Biordi, ancora 21 secondi per il possesso Roma Gas dopo il malinteso di Fondi. Casale, la finta al tiro da 3 punti, si va per via perimetrale in punta per Fanti, Dip
spalla a canestro in post medio, fuori ancora per Casale, la finta di Romeo, va dentro Romeo, canestro di Gabriele Romeo, partendo da destra, grande canestro di Gabriele Romeo. 43 per la Roma Gas, 39 per Fondi, più 4 Lilliu, lo chiude Romeo, molto bene Gabriele, su di lui 10 secondi, Romano, cambio difensivo, Birindelli su di lui, pessa la riga di fondo, Romano, possesso per la Roma Gas a 2:20, Birindelli, Casale, ancora la 2-3, Casale dal mezzo angolo dai 3 punti, tripla del capitano, e la terza tripla su 4 tentativi per lui in questa prima parte di gara. 9 punti per il capitano, più 7, massimo vantaggio per la Roma Gas. Liliu, il blocco di Di Marzo, Biordi, airball, la prende il capitano, subito per Romeo, palleggio dentro per Deep, la recupera forse Fondi per un attimo, poi Romeo fuori per Casale, ancora da 3 punti Giulio, dalla spazzatura la recupera Romeo, quarta tripla per Giulio Casale, doppia cifra per lui e doppia cifra di vantaggio. Sono 12 punti per Casale, 10 invece punti di vantaggio per la Roma Gas. Fallo fiscato alla difesa, Duilio Birindelli, 49-39, la tenacia di Deep e poi di Romeo, la recupera, attacca sulla riga di fondo, ribalta per Giulio Casale, ha spazio, non sbaglia il capitano, 49-39 per la Roma Gas, a 1 minuto e 11 dall'intervallo lungo, 2 tiri liberi per Biordi dopo il fallo di Birindelli, dopo il bonus esaurito anche dalla Roma Gas Power. Gentili amici che ci seguite naturalmente su canale 21, canale numero 10 del digitale terrestre sul Lazio, su legapallacanestro.com. Marcelo Deep, ricordiamo l'appuntamento tutti i martedì alle 23 su canale 21, il passo e il tiro di Marcelo Deep, grande azione di Marcelo Deep, grande uso del piede perno, va a subire fallo Marcelo Deep, ci saranno 2 tiri liberi per il Pampa. Marcelo Deep a 56 secondi dall'intervallo lungo, esce Duilio Birindelli, rientra Valerio Staffieri per quest'ultimo minuto scarso prima dell'intervallo. Marcelo Deep, il pivot arrivato quest'anno dopo l'ultima esperienza a Omegna in A2, solo rete, quota 50 per la Roma Gas, 50-41. Fa 2 su 2 Marcelo Deep, si torna alla doppia cifra di vantaggio, 51-41, ultimi 50 secondi. Romano lo tiene bene Fanti, si va in partenza in palleggio, un contatto sospetto, poteva esserci lo sfondamento e poi c'è il fallo fiscato alla difesa sull'assist sotto a Di Marzo. Andrà in lunetta a 36 secondi e 95 centesimi. Di Marzo in lunetta. A segno Di Marzo, l'errore, 1 su 2, 51-42, ultimi 30 secondi, presumibilmente un attacco per la Roma Gas e l'ultimo per Fondi. Fanti, Staffieri, non palleggia per Casale, lato destro, va a chiamare lo schema il capitano Marcelo Deep, lo step back di Casale, ancora 3 punti, l'errore di Giulio, rimbalzone di Deep, ancora il taglio, errore di Casale sulla gran palla di Deep, non fischiano gli arbitri, ultimi 7 secondi
di partita, 5 secondi, palla quasi recuperata da Casale, ma la tocca con il piede il capitano. 3 secondi e 60, 3 secondi e mezzo ancora prima dell'intervallo, più 9 Roma Cassa. Palla per Fondi, sono Liliu, cortissimo, e finisce il quarto. Il tiro dell'Ave Maria di Fanti, si va all'intervallo, gradevolissima, escono tra gli applausi le due squadre. 51 per la Roma Cassa Power Eurobasket, 42 per Fondi. Primo quarto 30-29, 21 i punti della Roma Cassa nel secondo quarto, 13 per Fondi nella seconda parte di gara, con ben 4 triple messe a segno da Giulio Casale. 51 Roma Cassa, 41 Osi di Cufra Fondi. A tra poco per la seconda parte di gara. Squadre in campo, gentili amici che ci seguite su canale 21, su Fanner News, su Fanner.it, su fannernews.it, su Lega Pallacanestro, naturalmente su YouTube. Ricordiamo tutte le telecronache su canale 21. Martedì alle 23 in diffida delle gare, sia quelle casalinghe che le gare naturalmente quelle in esterna, quelle fuori casa della Roma Cassa Power. Ripreso il gioco, Myers, Biordi, Liliu, Romano. Questo è il quintetto per Fondi. Biordi, ottimo movimento di Biordi d'errore dall'angolo. Dalla parte opposta fino alla fine l'errore di Stanic, non riesce nel tap-in. Fanti, Stanic, Casale, Birindelli, Dip. Questo è il quintetto della Roma Cassa. Romano, via perimetrale, fuori per Liliu, subito il tiro dalla conclusione, 3 punti, la mette Liliu dal mezzo angolo sinistro, la tripla. 5-1-4-5. Casale, la grande esperienza di Liliu, classe 82. Fanti sotto per Dip, l'errore di Dip, bisogna tornare in difesa. Romano sotto, il dai e vai con Liliu, parziale di 5-0 per Fondi. 5-1-4-7, non si può mollare un centimetro. Stanic, dopo il più 10, massimo vantaggio, più 9 all'intervallo, ora più 4, 50 per 0. Casale, azione personale di tabellone dalla media. Giulio Casale, primo canestro del secondo tempo, primo canestro del terzo quarto per la Roma Cassa, anche lui in doppia cifra. Ricordiamo Giulio Casale, 4 triple, per il canestro 2, 14 punti personali. Romano, Joel Myers, può giocare in pick and roll. Myers alza la parabola, bel canestro di Myers in penetrazione. L'arcobaleno di Myers, Dip, la finta di dai e vai con Stanic. Dip 1 contro 1, raddoppiato, fuori per Fanti, dai 3 punti. Eugenio, l'errore, rimbalzone di Biordi. Liliu mette il ritmo Di Manno, e Di Manno va a pestare la riga laterale. Possesso per la Roma Cassa sul 53-49, 7-2 questo avvio per Fondi, questo avvio di terzo quarto. Il parziale, Stanic, azione personale, Stanic fino al capolinea, Nicola Stanic. 55-42, Fanti in anticipo su Biordi, va ottima la chiusura di Eugenio, dentro ancora per Stanic, a segno le up di Nicola Stanic, che vorrebbe ancora un altro fallo. 4-0, azione personale di Stanic, e poi la palla recuperata di Eugenio, l'ennesima palla recuperata di Arsenio Lupin. Myers, la chiusura di Dip, e poi Biordi va a subire fallo a 7-0-8. 2 tiri liberi per Igor Biordi sul 57-49 per la Roma Cassa Power. Eurobasket Roma, Biordi in lunetta per 2 tiri liberi, a segno il primo. 57-50. Stanic a pallare con Fanti, già per la rimessa.
l'errore, il rimbalzone di Dip, l'apertura per il capitano, da questi per Stanic, e lui in posizione di play in questo momento. Casale va a fare la guardia, Birindelli perimetrale contro la zona di Fondi, Casale dall'angolo sotto per Dip, fallo fischiato a Biordi. Rimessa in zona attacco per la Roma Cassa, ancora va a chiamare la difesa uomo dopo tanta zona per Fondi, si torna a uomo in questo momento. Casale, Stanic, cambio difensivo, Stanic, dietro schiena di Stanic, va a subire fallo sul cambio difensivo da parte di Biordi, se non vado errato. Esce Biordi e rientra in campo il numero 23 Angelo Luzza nelle file di Fondi. La rimessa da Fanti per Stanic, questi per Casale, in post basso per Duilio Birindelli. Duilio Birindelli si gira, lo scarico sotto per Fanti che da sotto può appoggiare al tabellone. Ottima azione di Birindelli in avvicinamento e poi il taglio dal lato debole di Fanti sotto al canestro, va a appoggiare al tabellone per il +9 Roma Gas. La finta di Di Manno, Romano dai 3 punti dall'angolo d'errore, rimbalzo lungo e di Luzza, ancora extra pass per Fondi. Myers l'ha solamente toccata Fanti, il tiro a 3 punti di Fondi, sbagliato il lungo, contropiede Dip, canestro buono, stoppata irregolare, canestro buono di Marcelo Dip, massimo vantaggio per la Roma Gas sull'interferenza irregolare, 61 Roma Gas, 50 Fondi, massimo vantaggio Roma Gas. Lilliu, palleggio di Lilliu, in penetrazione Lilliu, gran canestro di Lilliu, 6-1-5-2 all'indietro. Stanic da 3 punti, Stanic, l'errore Dip, a rimbalzo fuori per Birindelli, non tira Duilio per Casale, blocco di Dip, va Casale, gioco a 2 con Dip, a meno nelle intenzioni, la sporca la difesa. Luzza, ancora possesso per la Roma Gas a 5:34 con 5 secondi per il possesso, ancora 5 secondi per il possesso capitolino. Casale fuori da 3 punti, il capitano, tripla di Giulio, la quinta tripla di Giulio Casale dopo i 25 punti con Maddaloni, una prova monstra anche quest'oggi per il capitano Giulio Casale, quasi palla recuperata il raddoppio sulla difesa aggressiva di Fanti e di Casale, l'errore di Fondi in penetrazione. Possesso Roma Gas, 64 Roma Gas Empower Eurobasket, 52 Ose di Cufra Basket, Virtus Basket Fondi, quando siamo quasi alla metà del terzo e penultimo quarto. Time out per coach Macaro, time out anche per noi. Squadre in campo, gentili amici che ci seguite su Canale 21, ricordiamo l'appuntamento tutti i martedì alle 23 su Canale 21 per le gare della Roma Gas Empower Eurobasket, su legapallacanestro.com, su YouTube. Naturalmente gli highlights già li possiamo ritrovare già poche ore dopo il match, in ogni match intero della Roma Gas già gli highlights. Birindelli, spalla a canestro, Birindelli, Stanic, ancora possesso Roma Gas. Dip, palla non la controlla nessuno, ancora 5 secondi per il possesso romano, 5 secondi ancora per il possesso. Casale si allarga da mezzo angolo, palleggio e tiro, il tiro da 3 punti, l'errore ma ha pestato la riga Giulio Casale. Palla persa ma doveva andare alla conclusione, mancava poco, stavano scadendo i 24 secondi. Possesso per Fondi, Myers,
il figlio del grande Carlton Myers, presente qui quest'oggi al Pallavenali. Giuseppe Romano, aspetta Birindelli, Giuseppe Romano per Liliu, 1 contro 1 con Fanti. Liliu, gran canestro dalla media, dall'altezza del tiro libero per Liliu. Stanic, Marcelo Dipp in punta, Casale aspetta Birindelli, viene servito a Birindelli, angolo destro, ribaltamento per Fanti dal mezzo angolo da 3 punti, lungo, l'errore di Eugenio dalla lunga distanza. Liliu si prende il tiro da 3 punti, rimbalzone lungo, Pino Romano ancora al tiro dalla media distanza, a segno long 2, parziale di 4-0 per Fondi. 6-4-5-6. Pirindelli contro la zona, Stanic ci pensa, poi prende il tiro da 3, ma Nicolas l'errore, la tocca Birindelli, ultimo il suo tocco a rimbalzo, esce Birindelli, rientra Staffieri. 64, 6-4-5-6. Fondi rimane attaccata alla partita, massimo vantaggio per la Roma Gas, 12 lunghezze pochi istanti fa. Myers su di lui, Casale, Myers interrompe il palleggio, Romano, palleggio, arresto il tiro di Romano a segno, 4 punti, parziale di 6-0 per Fondi. Il canestro di Liu, i 4 punti consecutivi di Romano, meno 6 Fondi con la zona. Casale, Fanti, Eugenio, Arsenio Lupin per Marcelo Dipp in post medio, Marcelo, ribaltamento di Marcelo, capisce tutto Fondi, Romano dai 3 punti, la mette Romano, parziale di 9-0 per Fondi, con 7 punti consecutivi dell'immarcescibile 42enne Pino Romano in transizione, l'ultimo canestro sulla palla persa. Davide Bonora vuole pallarci su a 2 minuti e 59 secondi alla fine del terzo quarto, solamente 3 le lunghezze di vantaggio per la Roma Gas, che aveva toccato pochi istanti fa le 12 lunghezze, poi il parziale di 9-0 per Fondi. Time out anche per noi. Squadra in campo dopo il time out per questi ultimi 3 minuti scarsi, 2,59 per l'esattezza da qui alla fine del terzo e penultimo quarto. Casale, Staffieri, Dipp, Stanic, Romeo, anche Romeo in campo nelle file della Roma Gas, ancora zona per Fondi, Staffieri, Romeo in post basso per Dipp, fuori per Romeo, ancora per Dipp, ribaltamento per Stanic, la finta, palleggia, il resto tiro dai 2 punti, a segno Nicola Stanic. Interrompe il digiuno, interrompe il break di Fondi, più 5 per la Roma Gas, penultima gara d'andata, anche se da calendario questa è la 15ª. La Roma Gas per andare alle Final Four di Rimini deve vincere questa gara e quella è casa della Luis, 10 gennaio. Casale, Stanic a terra, si rialza, blocco di Dipp, Casale fuori per Stanic, la finta, palleggio, l'extra pass per Casale, appestato da riga laterale, palla persa. 6-6-6-1 a 2 minuti e 11 secondi. Myers, Luzza, Liliu, Romano, Liliu da 3 punti dal mezzo angolo, la mette Liliu e Romano hanno riaperto il match. Stanic, Staffieri sotto per Dipp, il palleggio di Dipp, si gira, il semigancio di Dipp, l'errore Romano fino in fondo. Myers prova dopo il rimbalzo di Luzza, volevano di violazione di passi, secondo me c'era tutta. Rientra Tomasello, esce Marcelo Dipp, 2 dei liberi per Myers, potrebbe portare le sorti in parità. Fondi, ricordiamolo, 4 punti, solamente 2 gare vinte. La Roma Gas
su 13 gare, 12 vittorie, una sola sconfitta con Napoli. L'errore di Myers. Myers realizza il secondo. Un solo punto di vantaggio per la Roma Gas. Stanic, Casale, Staffieri ancora contro la zona. Tomasello alto, Stanic, Perez carica di Stanic per Staffieri che poi l'aveva messa, ma gioco fermo. L'aveva messa. Terzo fallo di squadra per Fondi, ultimi 82 secondi prima degli ultimi 10 minuti. Staffieri, Casale, esce Stanic, la veronica di Nicolas aspetta il taglio di Tomasello, viene chiuso, ancora 5 secondi, Giulio, il blocco di Tomasello, Giulio Casale, fuori per Romeo, deve tirare Romeo dalla media, a segno ai 24 secondi, Gabriele Romeo, a segno, più 3, Roma Gas, 6-8, 6-5, Romano, ancora Romano, Di Manno, Lilliu, Myers, palla persa da Fondi, questo è il quintetto per Fondi in questo finale terzo quarto, cade a terra, palla persa. Stanic supera la metà campo, ma la zona Stanic da 3 punti, l'errore di Nicolas. Ultimi 35 secondi, Myers, veloce la transizione, Di Manno, palla persa da Fondi, Fondi che è rimasta ampiamente in partita, non ha mai mollato anche sul meno 12 in questi primi 30 minuti del match. Gli ultimi 10 minuti decideranno questa sfida. Casale, Stanic, fuori per Romeo, il blocco di Staffieri, Romeo, Staffieri si libera dai 3 punti, Staffieri, l'errore di Valerio. Ultimi 10 secondi del terzo quarto. Lilliu, lo aspetta Romeo, il fallo lo poteva spendere Romeo, ne può spendere ancora un altro da Roma Gas in questo quarto prima di esaurire il bonus. Terzo fallo di squadra a 5 secondi e 61 centesimi sul più 3 per chi difende. Lilliu alza la parabola, termina, anzi ancora non termina il terzo quarto, 68 centesimi la rimessa affidata a Staffieri, da Staffieri per Stanic. Finisce ora il terzo quarto, 68-6-8 per la Roma Gas Power, 65-6-5 per la Oasi di Cufra Virtus Basket Fondi. Gli ultimi 10 minuti decisivi, Fondi è tornata in partita, è tornata anche sul meno 1, 6-8-6-5 a tra poco per gli ultimi 10 minuti, cinture ben allacciate. Squadre in campo per l'ultimo quarto. Gentili amici alla visione e all'ascolto di questa telecronaca, di questa partita della Roma Gas Power Eurobasket contro Oasi di Cufra Virtus Basket Fondi. Ricordiamo 15ª giornata, l'anticipo della 15ª giornata per la Roma Gas è la 14ª giornata. Meno la 14ª partita per essere chiari. Staffieri, Casale, Stanic, Tomasello, Romeo, Di Manno, Romano, Lilliu, Luzza per Fondi, Casale, pareggio di Casale, va a chiamare lo schema, lo step back da 3 punti Giulio, l'errore Tomasello, grande Tomasello a rimbalzo, va a subire fallo. 9:42. Naturalmente Myers in campo, anche Joel Myers in campo per
per Fondi a completare il quintetto. 9:42. John Myers, Romano, Lilliu, Di Manno e Luzza. Tommasello sbaglia il primo. Partita così equilibrata. Forza ragazzi anche con i tiri liberi. Forza Daniele. Secondo tiro libero corto. Rimbalzo di Romano. Myers a 9,5 dalla fine. Duello lontano dalla palla sporcata dalla difesa della Romagassa che si chiude nell'area. Staffieri a parlare con i compagni, con Tommasello, si dà il 5, ancora 10 secondi per l'attacco. I Fondi, Myers, la finta di Myers a violazione di passi, giusta, fischiata a Myers a 9,26. Romeo, Stanic, chiama difesa uomo, coach di Fondi, Staffieri, Casale, fuori per Romeo, Stanic su di lui, Myers, il blocco di Tommasello, Stanic si apre in pick and roll, Tommasello non viene servito, Stanic dalla media a segno, Nikola Stanic, il long two, canestro da 2 punti per Nikola Stanic, riporta a 9 minuti da Romagasta avanti di 5 lunghezze. Romano dalla media, Romano, l'errore di Romano, Casale per il contropiede di Romagasta, si ferma Casale, la transizione, Tommasello va per Stanic, Nikola Stanic di dentro per Tommasello, l'errore di Tommasello, ottimo l'assist di Stanic, gioca a 2, Myers per il palleggio, si va per Di Manno, fino in fondo Di Manno, l'errore, ci arriva Casale, poi Tommasello ancora per Casale, 8,20, frenetico questo finale, non avete però anche pazienza. Casale, Romeo, Stanic, blocco di Tommasello, si apre Tommasello pick and roll, si va per il terzo uomo per Staffieri, il consegnato, 5 secondi però, 5 secondi Stanic, il palleggio da 3 punti di Stanic, l'errore la tocca Tommasello, l'ultimo tocco è suo, pertanto rimessa per Fondi. In questi 2 minuti scarsi un solo canestro, quello di Stanic, sono state molto le percentuali, doppio cambio per la Romagassa, rientrano Birindelli e Fanti, escono Casale e Tommasello, pertanto Fanti, Romeo, Staffieri, Stanic e Birindelli da 5, abbassa il quintetto Davide Bonora, Myers, vorrebbero il fallo, ultimo tocco di Fanti, rimessa a 7,46 per Fondi, 7 minuti 46 secondi. Myers, tiro di Myers, l'errore dall'angolo, rimbalzone di Birindelli, apertura per Stanic, Staffieri per Romeo, che azione della Romagassa, chapeau da circoletto rosso, altro che highlights, questo contropiede, più 7 Romagassa e mancano 7 minuti e 20 secondi. Myers, Romano, Lilliu, il blocco di Romano che si va in pick and pop, Lilliu vuole andare fino in fondo, il sottomano di Lilliu che va a subire fallo. Ci saranno 2 tiri liberi per Lilliu a 7 minuti e 12 secondi. Lilliu, a segno, meno 6 Fondi, più 6 Romagassa, 7-12, 7-2, 6-7, fa 2 su 2, si torna a 5 le lunghezze. A chiamare lo schema Stanic contro la zona, Stanic, Romeo, Birindelli sotto per Fanti, deve andare fuori per Staffieri, la finta di Valerio,
tiro dalla media di Valerio, l'errore di Valerio dalla media. Mangono 5 punti di vantaggio. Myers dal palleggio da 3 punti e gran canestro alla fine di Luzza, riesce a correggere nel canestro della Roma Gas, possiamo dire quasi un alley-oop non voluto. Stanic, Staffieri, Romeo da 3 punti dall'angolo, è corto, possesso per Fondi, ultimi 6 minuti e 20. Si soffre quel palavenali. Myers da 3 punti, l'errore, Staffieri, bravo Valerio, rimbalzo, Fanti, forza ragazzi, sul più 3 palle in mano Stanic. Ultimi 6 minuti di gara, gli ultimi 6 minuti probabilmente di questo 2015. Stanic dalla media, l'errore di Stanic. Myers, forza ragazzi in difesa, ultimi 5 minuti 50, 5 e 50 secondi. Myers, Biordi va a vedere sotto, viene servito Romano, il duello con Birindelli e Biordi. Romano su 2 secondi, 1 secondo, 24 secondi. Aveva dato buono il tiro, ma comunque è andato sul fondo. Il tiro dell'Ave Maria di Myers, ottima difesa della Roma Gas. Rimangono 3 le lunghezze di vantaggio a 5 minuti e 33 secondi. Time out, 72 per la Roma Gas Power, 69-6-9 per l'Oasi di Cufra Fondi. Squadre in campo dopo l'1-2-3 insieme, che è l'urlo della Roma Gas Power, alzato dal capitano Casale per caricare la squadra in questo finale di gara, punto a punto, più 3 per chi attacca, meno 3 per chi difende, che chiamano già la zona. In campo Casale, Birindelli, Romeo, nuovamente Marcello, Dip e Fanti. Birindelli in punta, Casale per Eugenio, Eugenio attacca fuori per Birindelli, in angolo per Gabriele Romeo, bisogna far muovere la difesa di Fondi. Casale, Fanti dentro per Romeo, penetrazione, lo scarico per Birindelli dalla media, Duilio, l'errore di Duilio, rimbalzone di Fondi. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti. Luzza, ultimi 5 minuti ora. Romano, su di lui Fanti, Romano fino in fondo, Romano alza la parabola, segno! Gran canestro di Romano, porta Fondi a -1, ultimi 4,47. Casale, Birindelli contro la zona Dip, va a subire fallo Marcello Dip. Ottimo il taglio di Marcello a 4 minuti e 43 secondi dalla fine. Due dei liberi importantissimi per Marcello Dip, un solo punto di vantaggio per la Roma Gas. Ormai ogni azione è fondamentale in questo finale di partita, spalla a spalla, punto a punto. L'errore corto sul primo ferro di Marcello Dip. Marcello Dip fa 1 su 2, più 2 per la Roma Gas. Un possesso ma non pieno di vantaggio per la formazione romana. Myers, non è la prima volta su Casale, poi però fischia fallo a Casale, ma è il terzo fallo, se non ho visto male, terzo fallo per il capitano a 4 minuti e 34 secondi. 2 falli di squadra in questo quarto ed ultimo periodo. Da Romano, Myers, Lilliu alza la parabola, l'errore, Birindelli, importante correre, andare in contropiede, Casale si ferma per Fanti, ancora per Giulio, sotto per Marcello Dip, che va a subire fallo. Marcello Dip, terzo fallo di squadra per Fondi, 4 minuti e 17 secondi. Cambia ancora difesa Fondi, probabilmente ci sarà l'uomo. Casale, la finta del tiro da 3, Birindelli in punta per Gabriele, attacchiamo il canestro, Gabriele palleggia, il resto il tiro di Gabriele, l'errore
arriva prima Birindelli, ancora extra possesso per la Roma Gas, ultimi 4 minuti più 2 palla a mano, ci vuole l'aiuto del pubblico in questo finale. Al Palavenali Casale, palleggio il resto, tiro dalla media, l'errore di Giulio Casale a 3,50. Myers per Romano assegno Luzza, parità al Palavenali, Birindelli fino in fondo, Birindelli assegno, Birindelli prende l'iniziativa, assegno, più 2 per la Roma Casta, 3,25. Importantissimo finale qui al Palavenali. Bonara si sgola, lo show di Dip, ma l'anticipo di Birindelli va a scommettere fallo. Duilio Birindelli a 3 minuti e 14 secondi. A 3 minuti e 14 secondi ci vuole la difesa, rientra Stanic. Romano da 3 punti, Romano per il sorpasso Fondi, più 1 Fondi qui al Palavenali, ultimi 3 minuti, momento delicato della stagione per la Roma Casale, da 3 punti, l'errore e palla per Fondi, 2,50. Myers, l'errore e Fondi ancora segna con Luzza, più 3 Fondi, a 2,5, ci vuole l'aiuto del pubblico, a 2,5. Birindelli per Stanic, la finta di Fanti, assegno, Eugenio Fanti, canestro importantissimo per Eugenio, a 2 minuti e 23 secondi. La Roma Gas ora è a -1, è a -1. Ci sarà il tiro libero supplementare per Fanti e poi gli ultimi 2 minuti e 23 secondi. Partita incredibile al Palavenali, punto a punto, grande prova di Fondi da Roma Gas. Adesso deve raschiare tutte le energie per portare a casa questa partita, per mantenere il primato e per avere ancora l'obiettivo di arrivare a Rimini. Lo avrebbe solamente vincendo quest'oggi e vincendo a casa della Luis l'ultima gara. -1 a 2,23 con Fanti che andrà in lunetta per il tiro libero supplementare a tra poco. Squadre in campo, questo finale punto a punto con Fondi che hanno davanti anche di 3 lunghezze, poi il canestro importante di Fanti che ha subito fallo, perciò ci sarà il tiro libero supplementare per Eugenio, importantissimo, fondamentale, a 2 minuti e 23 secondi dalla fine. Fanti, Eugenio con l'aiuto del ferro, realizza la parità, ci vuole adesso l'aiuto del pubblico in questo finale. 2,20, Luzza, fuori Luzza, Fanti, l'errore da 3 punti a 2,10, Fanti supera la metà campo, sul 78 pari, Casale, Birindelli, ancora contro la zona, ultimi 2 minuti, Stanic dentro, per scarica per Giulio, va a subire fallo Giulio Casale a 1 minuto e 54 secondi. Dovrebbe andare in bonus anche Fondi ora, già esaurito il bonus da Roma Gas. Finale di nervi qui al Palavenali. Intanto si va a pulire il parquet a 1 minuto e 54 secondi, perfetta parità al Palavenali, partita di grandissima sofferenza. Il capitano Giulio Casale in lunetta per 2 tiri liberi.
Lungo il primo, realizza il secondo Giulio, +1 per la Roma Gas a 1,50. Anzi scusate, Fondica è raggiunto il bonus, avevano sbagliato, adesso lo raggiunge al tavolo, adesso lo raggiunge anche la Roma Gas, rimessa per Fondi a 1,47. Lilliu, Romano dai 3 punti, Romano, il errore di Romano. Lilliu, ancora extra possesso per Fondi a 1,40. Lilliu alza la parabola dell'errore, rimbalzone, grande difesa di Marcelo Dipp, si va per Fanti, ultimi 90 secondi, +1 e palla in mano. Stanic, Belindelli ancora per Stanic contro la zona, fallo su Marcelo Dipp che andrà in lunetta a 1 minuto e 22 secondi. Forza Marcelo, forza Pampa in lunetta. Match da cuori forti questo ultima dell'anno. A 1,22, 1 minuto e 22 secondi. Marcelo Dipp in lunetta sul 79,79. Roma Gas Power 7,8 per Fondi. Marcelo Dipp in lunetta, realizza Marcelo Dipp il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimangono 2 punti di vantaggio per la Roma Gas a 1 minuto e 15. Myers interrompe il palleggio, va ancora lontano da canestro per Fondi. Lilliu lo aspetta Casale, Lilliu 5 secondi, palla persa, Stanic subisce fallo. Nicola Stanic a 1 minuto esatto dalla fine. Nicola Stanic, tanto Lilliu a terra. Nicola Stanic andrà in lunetta a 1 minuto esatto dalla fine. Lilliu caduto a terra, vediamo un po' se riuscirà a terminare il match, uno dei grandi protagonisti di questa sfida. Inizio Myers, ma poi i 2 uomini più esperti, Lilliu e Romano, hanno giocato una grandissima partita. Il 42enne Romano e il 33enne Lilliu sono 2 vecchie conoscenze della pallacanestro. Stanic a 1 minuto esatto dalla fine, ultimi 60 secondi dei 40 minuti regolamentari, +2 Roma Gas, 2 tiri liberi per Nicola Stanic. Con l'aiuto del ferro mette il primo Nicola Stanic, +3 per la Roma Gas a 60 secondi dalla fine. Nicolas mette il secondo, +4, ultimo minuto. Ci vuole l'aiuto del pubblico per battere una Maidoma a Fondi, ultimi 50 secondi. Lutz attacca il pitturato, Perez carica e la palla persa. Gran difesa della Roma Gas, 45 secondi, +4. Stanic, un canestro sarebbe importante, chiuderebbe o quasi la sfida. 35 secondi alla fine, ancora 10 per il possesso. Stanic, Casale dai 3 punti, l'errore, Fanti prende rimbalzo, extra pass e va a subire fallo a 25 secondi dalla fine.
25 secondi, 85 centesimi. Rimbalzo importante di Fanti che va a subire fallo. Il Lunetta, Arsenio Lupin, Eugenio Fanti. L'errore di Eugenio Fanti. Marcello Dippa. Sono sempre due possessi, non potranno essere pieni. Forza EU. Realizza il secondo. Più 5 per la Roma Gas. Ultimi 20 secondi ora. Myers aspetta Fanti, palla recuperata, parte Eugenio, cost to cost Eugenio. Il fallo su Eugenio Fanti che andrà in lunetta a 14 secondi e 49 centesimi per cercare di chiudere il match. Un match che ha visto Fondi con Myers prima, ma poi naturalmente con Lillio e Romano. Andare sugli scudi, non mollare mai. Penso che si rifà il tiro libero. Se ho capito bene era Lillio davanti, due tiri giustamente. Ancora 14 secondi, 49 centesimi. Fanti mette a segno il primo. Eugenio. Più 6, sono due possessi pieni per chiudere il match. Eugenio Fanti fa 2 su 2, più 7 per la Roma Gas. Romano, la palla recuperata da Eugenio. Eugenio appoggiare, più 9. La Roma Gas che vince con grande sofferenza, anche con spavento. 8-7 a 7-8 Liliu e finisce il match. 87 per la Roma Gas and Power Eurobasket, 78 per una Fondi Maidoma, penultima in classifica con soli 4 punti all'attivo. Era arrivata a 2 minuti e 23 secondi dalla fine sul più 3. Poi c'è stato il break di 12-0 per la Roma Gas, guidata nel finale da Eugenio Fanti. 87 Roma Gas and Power Eurobasket Roma, 78 7-8 per la Oasi di Cufra. Virtus Basket Fondi, Roma Gas in testa alla classifica, manca ancora una partita per terminare il girone andata a casa della Luis il 10 di gennaio, ove vincerà questa sfida la Roma Gas andrà a giocarsi le Final Four di Coppa Italia Rimini dal 4 al 6 marzo. Le buon Natale e buone feste da parte di Davide Bittolo sul saluto della Roma Gas and Power. Ringraziamento a Giorgio. Ci ritroveremo per la prima gara del girone di ritorno il 6 di gennaio qui dal Palavenale in casa contro la Mastria Vending Catanzaro. Da Davide Bittolo il saluto e il ringraziamento e veramente l'augurio dei migliori buon Natale e buone feste a tutti quanti voi amanti del basket. A ritrovarci il 6 di gennaio. Dobbiamo levare tutto e andare in campo.